Coesistenza tra uomini e grandi carnivori è un tema che si intende portare in Commissione europea per garantire risorse economiche sufficienti al fine di sostenere le comunità rurali in cui le popolazioni di grandi carnivori rappresentano un numero significativo. I programmi di ripristino della fauna selvatica, spinti da obiettivi ecologici, hanno avuto successo. Il numero di esemplari di animali carnivori predatori raggiunto può mettere in difficoltà le comunità rurali. Si tratta di una convivenza che comporta la condivisione di spazi e di paesaggi che non sempre è possibile. La priorità è proteggere le esigenze dei settori agricolo e zootecnico, settori fondamentali in molte regioni. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto è intervenuto lo scorso 17 aprile a Bruxelles alla seduta plenaria del Comitato europeo delle regioni, nell'ambito della quale è stata votata l'adozione del parere che il Comitato inoltrerà alla Commissione europea in materia. Il parere prevede che la Commissione europea debba garantire che nel prossimo quadro finanziario pluriennale vengano riservate risorse sufficienti per sostenere le comunità rurali, in particolare quelle in cui i livelli di popolazione di grandi carnivori hanno una presenza significativa. Il Presidente del Consiglio regionale ha affermato che in determinate situazioni vadano applicate deroghe e senza indugio al fine di proteggere la vita umana e per contrastare i grandi carnivori anche uccidendo gli esemplari che mettono in pericolo l'attività umana. Si tratta di politiche di sicurezza che si devono basare su criteri oggettivi. In alcune zone la presenza di grandi carnivori pone seri problemi alle comunità locali, ha concluso il Presidente. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.